pomeriggio a Pieve di Soligo, tetti scoperchiati, danni alle aziende, le testimonianze delle persone. Abbiamo visto volare di tutto. Stanotte sarà impossibile dormire. Maltempo, prima chiusa poi riaperta la statale di Alemagna San Vito di Cadore, diramata dalla Protezione Civile l'allerta gialla in Veneto fino a mezzanotte. Rovigo sotto shock per l'aggressione letale di sabato notte, costata la vita a un ragazzo di 23 anni e caccia ai responsabili. Si pensa a un regolamento di conti tra bande rivali. E a Rovigo si alza la soglia di allerta, arriveranno subito rinforzi, ma la discussione è pure politica, troppo buonismo, ora basta, dice la sindaca cittadina. Questo è il momento di cantare Bella Ciao, siamo di fronte a degli invasori. I 1000 allentiai per la Diola, 15 anni, morta sulla spiaggia di Cesana, schiacciata da un masso, malori, commozione, le parole con cui lei descriveva l'amicizia da sempre e per sempre. Elezioni regionali in serata, cena dei leader di centrodestra per decidere i nomi dei candidati alla presidenza. Meloni, Salvini, Tajani, Lupi sono chiamati a esprimersi sul dopo Zaia. 2 furti a distanza ravvicinata nella storica Anguriara di Porta Savonarola a Padova. I proprietari esasperati a turno ci dormono dentro. Oro per l'Italia Under 20 agli europei di basket. David Torresani, colonna del Treviso, risponde via social agli insulti razzisti. Ci avete dato la carica, scrive. Buonasera, bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. In apertura il maltempo. Siamo a San Vito di Cadore perché è stata prima aperta e poi è stata prima chiusa e poi riaperta la statale di Alemagna ed è prevista allerta gialla per le prossime ore diramata dalla Protezione Civile. Altri temporali sono infatti in arrivo nelle prossime ore. Un'allerta gialla valida dalle ore 13 di oggi fino a mezzanotte di domani. Già nel pomeriggio le forti raffiche di vento e le precipitazioni hanno colpito la zona del quartier del Piave. Dopo questa prima fase un secondo fronte è previsto da mercoledì sera con ulteriori temporali, un generale calo delle temperature. La seconda parte della settimana potrebbe essere caratterizzata da piogge più diffuse, un abbassamento delle temperature specialmente nelle zone pedemontane interne. Noi torneremo sul maltempo tra pochissimo con la nostra Daniela Sizia in collegamento da Pieve di Soligo perché non è stata risparmiata la montagna ma soprattutto l'Alta Marca. Fortissime raffiche di vento che hanno scoperchiato aziende e capannoni e abitazioni. Abbiamo sentito tante persone e il sindaco. Queste alcune delle immagini che ci sono arrivate grazie a Daniela Sizia e Nicoletta Rizzetto che si trovano sul posto con cui saremo in grado tra pochissimo di collegarci. Però prima di collegarci con loro intanto andiamo a Rovigo, il fatto di cronaca che sta tenendo banco in queste ore, in questi giorni, quello dell'uccisione di un 23enne proprio in centro città e si apre anche un capitolo politico sulla sicurezza. La confusione generale, le macchine che arrivavano, l'ambulanza, l'automedica, 3 pattuglie della polizia, i 2 feriti, e il ragazzo che prima di stendersi a terra passava insanguinato e ha sporcato la panchina qua davanti, poi è stato soccorso. Non pensavamo che a Rovigo arrivasse una confusione del genere. Sono sequenze che rimarranno nella memoria collettiva, quelle che si sono vissute nel Salotto Buono di Rovigo, quel corso del popolo, teatro di una rissa tra bande rivali, culminata con la morte di un 23enne tunisino e il ferimento di un 30enne. Amine Gara, il nome della vittima, da qualche anno in Italia dopo essere sbarcato a Lampedusa, nel capoluogo del Polesine, in tanti lo conoscevano, è il caso di Fabio. Un ragazzo che si è sempre comportato bene, una persona molto educata, timida, rispettoso delle regole della nostra società, di tutto integrato, perché so che ha tanti amici italiani come me, tanti amici marocchini, tunisini, ma com'è normale che sia. Aveva una bella ragazza, so che aveva una fidanzatina, anche lavorava come muratore, ultimamente si dava da fare, io non ho parole. Già, ma cosa può essere successo a ridosso del monumento dedicato a Giacomo Matteotti? Perché tanta violenza in un sabato sera d'estate con il centro ancora popolato? La squadra mobile non sta lasciando nulla al caso, la scena del crimine è circoscritta, chiazze di sangue sono visibili qui, come altrove.
Tante le ipotesi mentre caccia i responsabili e a chi ha partecipato attivamente a quella rissa, tunisini da una parte, pakistani dall'altro, a setaccio la videosorveglianza. Qua parlano di regolamento di conti, parlano di spazio, di cose, ma non credo sia quella la cosa. Parlano di pakistani, parlano di gruppi che io sinceramente un pakistano a Rovigo non l'ho mai visto. Il colpo letale ad Amine sarebbe stato inferto con un coccio di bottiglia, forse un coltello dritto nell'addome. È il tempo delle indagini, ma anche dello shock e della pietà umana, come raccontano questi datteri e i tanti messaggi. Porta un fiore la signora Simonetta. Lo conoscevo così di vista, l'ho visto diverse volte questo ragazzo, ma non è che lo conoscessi personalmente. Esatto. Però era una persona... Un ragazzo buonissimo, guarda, educatissimo. Penso che sia un fallimento per tutta la società in generale, che siano per i politici, per Rovigo, per le forze dell'ordine che non si sanno proteggere, che non si sanno organizzare, che sono sotto carenza. Ricordi personali, ma il fenomeno interroga. La morte di Amine arriva dopo 3 risse violente sempre in centro nell'arco di un solo mese e uno stupro in stazione ai danni di una quarantenne con 2 nordafricani di 19 e 39 anni finiti in carcere. È pericoloso anche andare alla macchina, io per esempio parcheggio qua vicino, non ci sentiamo sicuri sicuramente. Si alza la soglia d'allerta a Rovigo, durissime le parole della sindaca. Bella ciao è una canzone che ci fa riflettere sulla presenza dell'invasore e sulla voglia di libertà e di democrazia. Credo che debba essere cantata anche adesso perché le sinistre si sono appropriate di questa canzone, che è una canzone patrimonio di tutti. Adesso abbiamo un ulteriore invasore, a Rovigo ce l'abbiamo, è quello fatto da tutti questi ragazzotti che non sanno rispettare le regole. Lo aveva scritto in un post subito dopo l'aggressione di Corso del Popolo e lo ribadisce ai nostri microfoni Valeria Cittadin, ben sapendo che le sue parole hanno innescato la tempesta politica perfetta. A Rovigo c'è l'invasore, scandisce dopo un mese ad alta tensione, 4 risse di cui una letale e uno stupro in stazione con protagonisti quasi sempre stranieri. Cittadin, sindaca da un anno per il centrodestra, ricorda il suo passato nell'insegnamento, sottolinea come l'integrazione sia un valore, ma c'è un limite. Io ho ben presente l'evoluzione di via Piave a Mestre. L'ho conosciuta facendo la sindacalista negli anni, alla fine degli anni 90, dove era ancora il salotto della città. È diventata un Bronx inaccessibile. Io non voglio che il nostro Corso del Popolo e la nostra piccola Rovigo, che è un gioiello, diventi questo. Intanto in prefettura si è convocato un tavolo allargato alle comunità islamiche. Da subito arrivano i rinforzi anche dal reparto Celere di Padova. Sarà potenziato il turno serale della polizia locale e si apre il dibattito, già visto in altri capoluoghi del Veneto, da Treviso a Venezia, sulla necessità di istituire zone rosse. Ci vorrebbe una zona rossa diffusa perché ormai le situazioni capitano in maniera purtroppo indiscriminata in tutta la nostra piccola città. Rovigo si rialza perché noi rodigini vogliamo alzare la testa veramente. Non leggo i commenti social, so che qualcuno mi ha detto che mi ha ingiuriato per bella ciao o non bella ciao, non mi interessa. Raccolgo la solidarietà di molti cittadini che vogliono con me vedere una città diversa. L'opposizione invece attacca, dice il sindaco, sta strumentalizzando la vicenda. La ritengo fuori luogo e non so fino a che punto si possa mettere insieme una serie di eventi così gravi come quelli che ricordavate. È una canzone insomma, che ha a che fare con la nostra, come dire, storia migliore. Si lasci stare la resistenza e la sua canzone simbolo Bella Ciao tuona dall'opposizione Dem Diego Crivellari che il clima a Rovigo sia cambiato è un fatto, ma le soluzioni devono rimanere amministrative. Polizia locale, coordinamento, telecamere, tutto quello che in qualche modo può andare incontro a questa emergenza e dall'altra parte un lavoro sul sociale, insomma, per un'integrazione che avvenga nel rispetto delle regole. Sta con la sindaca cittadina e chiede una zona rossa il colonnello leghista Cristiano Corazzari. Ciò che conta è porre misure rigorose di controllo del territorio affinché non vi siano zone di illegalità nella città e poi anche a livello politico una politica più rigorosa sull'immigrazione, perché questa è una città accogliente. Il rispetto delle regole e delle leggi serve proprio ad evitare tragedie come questa. E in una Rovigo ancora sotto shock per l'uccisione di un 23enne e poco prima lo stupro di una quarantenne in stazione, il dibattito è aperto. Ogni giorno ci sono queste
queste cose che non tollerabili, per il semplice fatto che Rovigo era una città molto molto tranquilla e adesso non lo è più. Io infatti ho un figlio e mandarlo via la sera sinceramente ci penso 2 volte. Fino a qualche anno fa era una città tranquilla, ma adesso nel giro di poche settimane stupri, accoltellamenti, cioè una cosa fresca proprio di oggi. Per noi maschi magari è diverso, ma una ragazza più giovane penso che abbia anche paura a certe ore. È giusto che dargli un taglio, perché le famiglie hanno paura. C'è poi Safi, afgano 32enne da tempo a Rovigo, per il quale di fronte a questa ondata di violenza c'è un rischio concreto. No, non ci fa bene, né per noi che stiamo facendo le nostre cose né anche per gli italiani, perché crea un'area diversa, un'area pericolosa. Siamo ora in grado di collegarci con la nostra Daniela Sizia, Nicoletta Rizzetto dietro la telecamera. Insomma, stavamo parlando di maltempo in apertura del nostro telegiornale, maltempo che ha colpito duramente soprattutto Pieve di Soligo. Daniela, a te, buonasera. Buonasera Edi, buonasera ai telespettatori, siamo a Pattean, frazione di Pieve di Soligo, qui è arrivata la tromba d'aria intorno alle 13:45, è stato un attimo, una luce bianca, così la descrivono, poi il vento violentissimo che è passato travolgendo tutto, addirittura alberi che sono stati sradicati e sono volati a 60 metri, la gente dice mai vista una cosa del genere, non so con la Nicoletta se riusciamo a farvi vedere, la gente sta ancora, i cittadini stanno ancora lavorando, stanno cercando di tirare su tutto quello che è volato a terra, stanno cercando di mettere in sicurezza, li vedete là in fondo, di mettere in sicurezza tutta la zona, tutta la loro, ovviamente il giardino delle loro abitazioni, li vedete che stanno lavorando. Una signora ci diceva io non riuscirò nemmeno a dormire, e fra l'altro qui dietro le mie spalle c'è un campo da rugby. Il sindaco quando è arrivato ci ha detto e per fortuna che non c'era nessuno, non c'erano centri estivi, altrimenti davvero sarebbe stato un disastro. Il campo da rugby ora è chiuso, sarebbe davvero stato un disastro, una tragedia, ci dice il sindaco, e abbiamo pensato subito a questo. I cittadini che si sono subito rimboccati le maniche hanno provato a sistemare, ma ci sono anche cartelli stradali che sono divelti, c'è un tetto in amianto di un capannone, di un'attività che si è sgretolato letteralmente ed è finito sul campo, per questo tutta l'area è stata chiusa, perché si deve capire come fare ora per bonificare la zona. Una serra è stata devastata, il cittadino ci ha detto mi rimbocco le maniche e vado avanti. Sentiamo dunque il racconto di questo minuto, perché è durato davvero poco, ma è stato terribile, il racconto proprio dei cittadini. È successo tutto in un battibaleno, perché diciamo non è che fosse stato sereno, c'era il nero sì del temporale, ma in 30 secondi poi che è arrivato sto tornado che ha divelto tutto veramente. Eri a casa quando è successo? Sì, ero a casa, ho cercato di ripararmi per fortuna, perché cadevano tutte le tegole del tetto, come vedete che... È riuscito a scappare? Sono riuscito a scappare, sì. Gridavo per mia mamma perché era andata per chiudere la serra e ha disastrato tutto in pratica. Danni tanti abbiamo visto? Parecchi, adesso... speriamo bene che ci sia qualcuno, è venuto il sindaco, sono venuti quelli della protezione civile, sto aspettando i pompieri perché mi mettano in sicurezza le tegole. Una tromba d'aria, sì, ma una cosa impressionante, ma veramente impressionante, c'è da far paura, non avevo mai visto una cosa del genere. Ha perfino sollevato questa botola di cemento. L'ha sollevata questa? Questa l'ha sollevata e l'ha portata di qua, che c'erano i fiori sopra, qua è tutto il materiale che ormai abbiamo ammucchiato. Anche di qua, guardate solo cosa è successo. Siete senza corrente ora? Siamo senza corrente perché un tetto di un altro signore ha divelto i fili elettrici e stanno cercando di riparare, insomma. Ecco. Quanti danni? I danni non so, sono ancora da quantificare. Ma cosa ingenti comunque, non lo so, una piccola tromba d'aria, non so cosa sia. Ma gli è distrutta tutta la sua serra? Come scusi? Distrutta tutta la sua serra? No, parzialmente, questa qua è andata completa. Però le altre sono rimaste in piedi. È stato tutto all'improvviso? In giro di un minuto fatto e risolto il problema. 1 minuto, non di più. E le cose dentro la serra sue? Era tutto in giro, questa qua era tutto fuori.
Adesso è stato sistemato, messo a posto, ho raccolto un po' le immondizie e il resto dentro. Questa qua c'erano dei cetrioli e dei pomodori freschi piccolini, quelli sono andati tutti. Alberi che sono volati fino a qua? Sì. Sì, la trova alla miele, trova per un centinaio di metri, trova ancora coperture dei signori qua su. Tanta paura. Tutti in un attimo, ti ha visto le cose, non so neanche a mi spiegarmi, mi veniva addosso sedie, di tutto e di più. I miei cani avevano paura, si sono rifugiati dietro. Poi un minuto poi venirsi dentro. Un disastro. Non so se stanno a dormire. Brutto. Avete sentito, questi sono i residenti soprattutto delle due case maggiormente colpite, sono però una decina in totale le abitazioni che sono state colpite da questa dromedaria, anche 2 attività come vi dicevo. L'energia elettrica non è ancora stata ripristinata, si sta cercando di lavorare, di sistemare un po' quel che si può, e anche il Signore della Serra, che vi dicevo, sta cercando di rimettere almeno i teli della serra per cercare di salvaguardare il più possibile gli ortaggi. Insomma, una situazione molto, molto difficile. Il Signore ci ha detto adesso i danni sono ingentissimi perché il mio tetto è completamente da rifare. Il sindaco è arrivato qua immediatamente, il sindaco Soldana ha girato un po' in tutte le vie, è andato in tutte le abitazioni e sentite insomma che cosa ha detto ai nostri microfoni. Una tromba d'aria che ha coinvolto quante case? Una decina di case, diverse aziende, e il problema più grande lo abbiamo su questo borgo nella località del Patean, perché un capannone con dell'Eternit e diversi annessi rustici sono volati praticamente via, quindi hanno contaminato anche delle aree agricole. Adesso dovremo capire come riuscire a intervenire nell'immediatezza proprio per rimuovere il materiale. Siete anche senza corrente? Attualmente sono senza corrente perché è caduto un albero, mi sembra in comune di Fara di Soligo. Enel Distribuzione si è attivata subito, stanno cercando appunto di riparare questo danno per ridare al borgo la corrente. La strada è rimasta, adesso è chiusa per il momento? La strada l'abbiamo chiusa in via precauzionale perché alcuni elementi di Eternit sono caduti, si sono anche sbriciolati, quindi dovremo capire se intervenire con una pulizia specifica proprio per la rimozione della via e anche per garantire il ripristino delle attività che ci sono. Sindaco, si parla proprio di una tromba d'aria vera e propria? È stata una tromba d'aria, sì. Non è la prima volta proprio Pieve di Soligo? No, diciamo che mancavano 2 giorni per festeggiare purtroppo l'episodio di 2 anni fa, del 2023, che era il 23, in cui questa zona è stata colpita da una grandinata molto violenta e anche da una tromba d'aria che poi si è ripetuta anche ad agosto, quindi diciamo non ci porta bene il fine del mese di luglio. Soprattutto pensiamo alle famiglie, la cosa fortunata è che non ci sono stati feriti, non ci troviamo nella condizione di evacuare in questo momento famiglie e altro. Questo palo è stato completamente contorto e distrutto, la base è ancora fissa a terra e il cartello è qui. Quindi per spiegare qual è stata l'energia che ha sprigionato in questo punto questa tromba d'aria. Una forza davvero pazzesca. Direi di sì, quegli alberi che non ci sono più in questo momento si trovano a circa 60-70 metri di distanza. Avete sentito il sindaco e qui sono arrivati anche altri cittadini per aiutare le famiglie che si trovano in questa situazione, quindi si stanno cercando di dare una mano. La zona adesso è stata riaperta, però purtroppo, come avete sentito anche dal sindaco, c'è una parte del tetto in Eternit che si è sgretolato, si trova in un campo poco lontano da qui e che dovrà essere bonificata. Qui da Pieve di Soligo è tutto, la linea allo studio. Grazie Daniela, grazie Nicoletta per questi aggiornamenti, queste immagini che ci arrivano in diretta proprio da Pieve di Soligo. Il maltempo, ricordiamo, allerta gialla fino dalle 13 di oggi fino alla mezzanotte di oggi, appunto per meteo avverso, temporali e forti raffiche di vento. Ci spostiamo a Vicenza, si trovano ancora all'ospedale San Bortoli 2 feriti più gravi ricoverati in codice rosso sabato scorso in seguito al drammatico incidente che ha coinvolto un pulmino con
bordo 7 ragazzi con lo spettro autistico e i loro operatori. Potrebbero essersi rotti i freni al mezzo che stava percorrendo via della Resistenza a Recuaro Terme e che per ragioni ancora al vaglio dei carabinieri è precipitato per circa 10 metri nel gretto del torrente Agno. Da quanto risulta nessuno è in pericolo di vita, i passeggeri hanno riportato ferite di varie entità, i 2 ricoverati in rianimazione a Vicenza, se ne è aggiunto un terzo trasferendosi dall'ospedale di Arzignano. Gli altri con prognosi meno gravi, tra cui l'autista, sono ricoverati a Sant'Orso, Arzignano appunto e Valdagno. Siamo nel bellunese, a Lentiai, il cordoglio, il dolore al funerale di Gaia, la quindicenne che è rimasta schiacciata da un masso nel fine settimana. Nessuno è voluto mancare a Lentiai. C'erano proprio tutti per l'ultimo saluto a Gaia de Gol, la quindicenne drammaticamente travolta da un masso a Cesana. Chiesa affollata e affollato il sagrato. Tanti, tantissimi giovani e giovanissimi, tantissime lacrime impossibili da trattenere nonostante un clima mite, tanti malori tra chi non ha retto al dolore del ricordo. Tu eri sempre lì, con il tuo sorriso, il tuo modo unico di essere presente, dolce e sincera. Te ne sei andata troppo presto e solo ora ci rendiamo conto di quanto fossi realmente importante per noi. Gaia, sei stata una parte speciale della nostra crescita. Ci manchi tanto, ma rimarrà per sempre nel nostro cuore. Come una luce, come un ricordo bellissimo, come un'amica che non smetteremo mai di amare. Non sarà sicuramente facile accettare ciò che è successo, ma di lei rimarranno per sempre un ricordo fantastico, tutti i momenti che abbiamo trascorso assieme. Infine, una frase che mi porterò per sempre nel cuore, che ci si diceva ogni giorno, da sempre per sempre, che rappresentava perfettamente la nostra amicizia. Sulla bara 2 peluche, uno dei 2 per ricordare la sua grande passione per i cavalli, perché Gaia amava lo sport e per lei c'erano tutte le compagne della ginnastica artistica. Il Piave, lei è stato fatale, difficile capire, ancora di più accettarlo. Siamo a Padova ora con la cronaca, 2 furti a distanza ravvicinata nella storica anguriaria di Porta Savonarola a Padova, in centro città. I proprietari attorno ora ci dormono dentro. Sono venuti qua di notte, hanno tagliato il pezzo di ondulato, sono venuti dentro e hanno preso un piccolo incasso che c'era in cassa, poche monete, hanno aperto il frigo delle birre, hanno rubato delle birre, hanno preso 2 o 3 angurie e niente, sono andati via. È successo 2 volte, cioè un venerdì, sabato e domenica, poi il venerdì, sabato e domenica. Il problema è che non è neanche per quello che hanno rubato, è che sistemare il danno che hanno fatto, i danni che hanno fatto, ci vuole tempo e tempo ne abbiamo gran poco. 2 furti uno dietro l'altro. Davide Michelotto in tanti anni non si ricorda un'estate così. La storica anguriara di Porta Savonarola è un punto di riferimento per i padovani da giugno a settembre, un chiosco amato per le sue angurie che danno refrigerio nelle calde sere estive. Eppure qualche vandalo per ben 2 volte ha preso di mira l'attività, tagliando il telone per arraffare monete e bibite, insomma più danni che altro. Così Davide insieme al figlio Edoardo fanno i turni e dormono all'interno del chiosco. Io devo dormirci dentro adesso perché giustamente non posso più fidarmi di lasciare incustodita l'anguriara. Fino a 20 anni fa dormivamo dentro, poi abbiamo detto va bene, non è mai più successo niente, andiamo a casa. Invece adesso dobbiamo ritornare a dormirci dentro fino a una certa ora, fare le ronde. C'è la difficoltà perché la mattina noi andiamo a caricare abbastanza presto, alle 5 di mattina, e ci sono molte volte in cui ci capita anche di non dormire proprio perché stacchiamo il turno, facciamo sorveglianza e partiamo subito la mattina. L'anguriara si trova a Porta Savonarola dal 1972, aperta da Giovanni Bernardini, che ancora aiuta nella sua attività il genero e il nipote. In passato anche lui erano capitati furti clamorosi. A me è successo di peggio perché tanti anni fa. Sì, penso che sia passata 40 anni che hanno svuotato una botta di angurie. Un'estate di vigilanze notturne per tutta la famiglia, ma almeno dopo le altalene del clima la stagione delle angurie è partita regalando una buona qualità.
Passiamo alla politica. Regionali. Dopo il nulla di fatto del primo vertice di mercoledì scorso, questa sera potrebbe esserci una svolta per il centrodestra. Non è chiaro se i leader si incontreranno a cena come da indiscrezioni oppure se si troveranno a Palazzo Chigi. Di certo i protagonisti saranno 4: Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. 6 le regioni al voto in autunno, con la partita del Veneto che sembra la più delicata e quella che potrebbe avere maggiori ripercussioni sullo scacchiere nazionale. Anche oggi Luca Zaia ha ribadito che sicuramente tra i temi che saranno affrontati ci sarà la sua lista civica, quindi la lista Zaia. Quanto alla data delle elezioni, ci sono da registrare le parole di Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, che oggi ha incontrato la premier Meloni. È probabile che ogni regione procederà in maniera autonoma, ha affermato, di fatto escludendo un election day come si era invece auspicato. Siamo a Venezia, lutto nel mondo accademico, dove all'età di 81 anni si è spento l'ex rettore di Ca' Foscari ed ex assessore Pier Francesco Ghetti. Ecologo e idrobiologo, ha insegnato all'Università di Parma, l'Aquila e dal 91 alla Ca' Foscari, dove è stato docente di ecologia, ecologia applicata, valutazione di impatto ambientale, analisi dei sistemi ecologici, ecologia delle acque interne. Ghetti, già vincitore e poi presidente del prestigioso premio letterario Gambrinus Mazzotti, con sede proprio a San Polo di Piave, città dalla quale il sindaco ha espresso forte cordoglio. La cerimonia funebre si svolgerà giovedì 24 luglio alle 10 nella parrocchia di Pacengo, frazione di Lazzise. Prossimamente Ca' Foscari ricorderà il professor Pier Francesco Ghetti con una cerimonia di commemorazione. Siamo ora allo sport, il basket, oro all'europeo per l'Italia, under 20 nella finale contro la Lituania. David Torresani, uno dei protagonisti del successo azzurro, affida ai social la felicità per la vittoria citando tutti i suoi compagni. Gli azzurrini, allenati dal coach Alessandro Rossi, hanno voluto rispondere, dopo averlo fatto al meglio sul campo, anche a parole, agli insulti e alle offese di marca razzista di cui si erano affollati i social quando sulle pagine di Italbasket era stata pubblicata la foto della nazionale under 20 per l'europeo. Ci avete dato la carica, ha scritto nel suo post, la risposta appunto su Instagram. Con gli azzurri si è subito complimentato il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, una squadra, ha detto, che ci ha fatto innamorare strada facendo e andando oltre i limiti e la sfortuna. Complimenti al coach e a tutti i ragazzi per un risultato che mancava dal 2013. Si chiude così questa nostra edizione regionale, grazie per averci seguito. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo. A tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.